Maria, e dammi una cosa appassionata come me l'erate che la davo. Allora, annanzi a tutto quanto, ma si scemo? Annanzi a tutto quanto. Maria, ma che non ci sta nessuno? Non c'è nessuno, ma questa è una pizzeria e la gente può entrare da un momento all'altro. Maria, ma pure se finalmente che ce ne frega, noi ci dobbiamo sposare. Tanto, manca ancora un mese per sposarci. Maria, a chi lo dici? A chi lo dici? Tu ci pensi? Fra un mese saremo finalmente marito e moglie e dammi una casa. Papà? Giorno, tu già sta qua, non dimmi che fa? Questo già sta qua. Lo so, ma dato che devo andare a Roma, era venuto a salutare mia moglie. Mia moglie. Andò, ci vuole ancora un mese per essere tua moglie. E questo me lo dice pure vostra nipote, però voi mi dovete spiegare com'è possibile che una donna che fra un mese si deve sposare non vuole dare un bacio al suo fidanzato. E tu perciò te la sposi, no? Perché una donna più si fa desiderare meglio è, no? Io dico sempre a mia nipote, io a mio marito prima mi sposavo, ci ha girato solo un bacio. Mamma mia, povero, me l'avete fatto soffrire assai. Io così la pensavo, e così la penso pure adesso. Ehi, nonno lo dice sempre. Maria, tua nonna non la potevo toccare nemmeno con un dito. Certo, così è, così la penso. Ma questo succedeva 50 anni fa, all'epoca vostra, ma le cose sono cambiate. Certo, ma si fa tutte cose prima, chi le Ma vuoi? non avete capito, uno si sposa perché vuole farsi una famiglia Avere dei figli. e diventare vecchi insieme. No, quando non si fa vecchio non sopporta più a nessuno, vai vecchio E insieme. allora mi state dicendo che non vi supporto più. No, hai capito male, sono io che non sopporto più a essa. Ma io sono convinto che invece Maria mi sopporterà anche quando mi faccio bene. Perché Maria mi vuole bene. Sì. E certamente che ti vuole bene assai, non sai mai che parla male di te, si fa pigliare per pazza. Ah, e che volete dire? Che voi parlate male di me in mia assenza, il vostro futuro nipote? No, per carità, guarda, ma sono le preoccupazioni per la nonna, l'unica nipote che atteni, Tanto andiamo, altrimenti fai tardi. Nonna, io passo pure per il negozio. Voglio vedere se le bombolette sono pronte. Eh sì, Maria, andiamo, va, però dobbiamo andare un attimo pure in parrocchia a salutare padre Eugenio. E poi sai che facciamo? Passiamo al bar e ci prendiamo una bella cosa fresca, perché oggi fa caldo. Con permesso, Anna Concetta. Arrivederci, mi raccomando, andò, quando vai a Roma. Ah, perché che c'è stato? Oh, Colosseo, andò, si fa per disce, sta attaccato. Mi sembra una cosa fresca, arrivederci, Anna Concetta. Ecco qui San Giorgio. Mamma mia, è tanto un bravo ragazzo, lavoratore, bella famiglia e tutto cose. Ma Zote è troppo pesante, mamma mia. Tu stai qua. Io ti sto cercando per tutta la casa. Davide, hai casa sistemata, ci spiace. Tenemmo problemi papà. Abbiamo passato Oh, guaio. vero, che è successo? La solita E tarantella. sarebbe? Che stamattina ha deciso che vuole l'albero di Natale. Ha detto che gli deve andare a comprare l'albero di E Natale. stiamo a giugno, ce l'hai detto che stiamo Come a non ce giugno. l'ha detto, ma tu sai, dillo con me. Ma tu mamma, che quello in fondo è tuo marito. È pure tuo padre, però. Lo saccio, ma io oggi non ce la faccio, non tengo a capo, preferisco sistemare i tavoli, che questi non parlano. Poi L'albero Natale dove l'hai messo? stiamo a giugno, non a dicembre. E palla dove sta? Ma come chi ci vede la tua? Mari, guardami! Che brutta cosa la vecchiaia, che brutta cosa! Non ci voleva che era mezzo scemo, ma si è messo pure l'arteriosclerosi. Che volete fare? Ci vuole pazienza e comprensione. Che può fare, mamma mia? Signora Mamma mia! Rosa, sono io! Oh, niente! E voi andate qua, non facevano morire! Scusatemi! Ma chi lo fatte il rosso? Quale fa? Ma la tempora, currut! Oh, niente! Io ce l'avevo detto! Fasci mollavabili! Non signora! Voglia tempo! Fa un lavabile! Non signora! No, ma cosa avete capito? No, tempera, no, ma la tempora, tempi bui sono in arrivo. Signora Rosa, dobbiamo parlare da soli. Soli e voi? Io e voi.
no, ma quello qua ci sta tutta questa gente, avete ragione. Signora Rosa, non scherzate, perché se poi entra qualcuno per mangiare una pizza, noi cosa facciamo? Cioè, ma chi lo vede non posso mangiare la pizza? E quindi? Mica lo Vostro studiamo. marito non c'è. Ah, sì, sta dormendo. A che sto dorme ancora? Ma chi la mattina si scende a impresa da farli in basta? Ne avete ragione, però andate a chiamarlo per piacere, andate. Ma come va? Grazie. Ah, signora Rosa, tornando, mi portate un bel bicchiere d'orzata freddo. Come no? Va Con questo bene, calore. va bene. Ah! Se l'orzata non c'è va bene anche la menta, Va bene. Ah, signora Rosa, ma la cosa più importante, dopo chiudete la porta. Va bene. Ma non c'è niente più. No, andate. Mamma mia. È un mese che sto qua e già non ce la faccio più. Mamma mia. Prima stavo in un paese così bellino. Coppano pizza in una montagna, una chiesetta piccolina. N'ha messo io 2 o 3 funerali al mese, 4-5 matrimoni all'anno, un battesimo ogni morte papa. È scappata una volta. Mo' è un mese che sto qua e non ce la faccio più. Un paese troppo rumoroso, chi ne è un nezz, pieno di traffico, non cofano di gente, chi avevo cotta, chi avevo cura, un paese chi ne camurrista. Incredibile. E sto qua. Non sparate, non ho fatto niente! Sono io. Mimmi, siete voi! Ma perché non mi avete riconosciuto? State Quello scherzando? che i suoni che ci fanno. Mimmi, volete scherzare? Si vede No. che è un fatto di famiglia che volete scherzare. Giustamente voi fate così, perché non sapete il fatto, voi non potete sapere. Che già sapete? Mimmi, ma la tempora curru! Bazziata! Sì, invece. Sta tempera è messa bene. Ma pure voi, ma allora è proprio famiglia. No, tempera! Ma la tempora, tempi bui sono in arrivo. Ma perché che sta? Ho fatto il Ora grosso. vi racconto. Ho fatto il Prima l'orzata. Però la cosa più importante. Ma è una cosa seria allora. Ma è questa. Accomodatevi. Mimì, Un attimo. signora Rosa, molte insidie sunt bonis. No, state sbagliando. Un santo Bonazzi non sapete che si dice bambini. Mimì, ma quale santo bono? Che c'entrano nel santo Cosa? bono? Bonazzi. Io ho detto santo zio, ma quale zio? Ma quando mai? Allora dice Ma quando mai? Io ho detto sunt bonis, no santo bono. È latino, è un latinismo. Per voi che siete gente buona, purtroppo molte insidie sono in arrivo, tempi brutti. Ma che sta? E ora vi racconto. Dunque, voi fate chi statemi a sentire. Si avvicinava, allora la chiusura, io dopo vi abbiamo Mimì, che state facendo? Guarda qua. Mimì, che state facendo? Qui giace a livello. Ma che c'entrano a livella? Ma santo Dio! Ma che c'è? Sì. Ma che c'entrano a livella? E non scherzate, io ho detto che sto parlando seriamente! Statemi a sentire. E non c'è da scherzare, siete lì. Ma voi avete Ma no, Mimì, non scherzate, vi sto dicendo che ho fatto il serio! Dunque, ho fatto questo, statemi ascoltando. Vostra figlia si deve sposare. Oh, ma veramente? Sì. Io sono amico. Sì, ma io con tutto il bene che voglio a vostra figlia Maria e con tutto il rispetto che ho per voi, io a vostra figlia Maria non la posso sposare più. Maria ha fatto guaio! Ha fatto allora sa da scusavo Ma quale guaio? Il guaio c'è, ma non si vede! Perché appresso, ma prima o poi si vede! Ma cosa? Ma che stai Ma io dicendo? l'avevo visto un po' strana! A una mamma certe cose non sfuggono! Anzi, tu lo stai sfuggito proprio. Ma no, ma che state dicendo? Ma che state dicendo? Ma che scusa. C'è un travisamento! Quando esce tua figlia, capiti con del Ma zizzapo. quando fa? Si mette solo un po' Ma aspettate! Non un travestimento, un travisamento, un qui pro quo, Parlo difficile. un equivoco. Ah, Avete capito una cosa banale? Cosa fa? Mamma mia! Il guaio di vostra figlia non è la gravidanza. Il guaio di vostra figlia si chiama Cicillo. Avete capito, no?
Ah, proprio Cicillo proprio. Cicillo. Ma voi lo conoscete a Cicillo? No. Ma come no? Ma va bene che è il suo contrannome, ma voi che state nel commercio da tanto tempo dovreste conoscerlo. A Cicillo. Sicuramente ai medi pagate la tangente? A tangente. Sì, l'assicurazione, il pizzo, Dai, vado, vero facile, sì, catino, la fatica mia a rongare Cicillo. mi Quasi fa se piacere. viene qualcuno a chiedere il pizzo, io più a più ci posso offrire la pizza. Ma Più è questo mi non fa andiamo piacere, mi avanti. fa piacere, ma questo Cicillo è un boss della camorra. Mamma mia. E ieri ha mandato in chiesa 2 sue brave persone che mi hanno detto che questo matrimonio non sa da fare. Donna Bondi, Gesù santo, la tua forza! Ma che state dicendo? E vi ho detto di non scherzare! È una cosa seria! Zitto, Si tratta della salvezza di vostra figlia e della mia! Queste 2 persone mi hanno detto che non devo sposare più Maria! O meglio, non la devo sposare più ad Antonio, ma con Alfredo! Alfredo, figlio di Cicillo! E chi è Cicillo? Ah, poi Cicillo padre Alfredo. E Alfredo chi è? E ho figlio di Cicillo. Mi fate Ma parlare? è sempre padre Ma mi fate dire una parola! Ma io so che c'è spiaissi Cicillo, il boss della camorra! E Alfredo è suo figlio! Voi non potete immaginare la paura quando queste 2 persone ieri sono venute in chiesa e con una tale nequizia mi hanno proprio ricattato! Mi hanno che detto che... schifo, agli andare a chiesa che la liquizia a bocca. Grazie come la liquizia! L'avete mai visto? Io ho detto la liquizia! Io ti sento inizia. Io ho detto la liquizia! Sento inizia. Eh sì, ci stai pure che la liquizia e chi date con bombolo! Ma che state dicendo? Volevo pure la comunione con bombolone. No, nequizia, con una tale malvagità mi hanno costretto a dire che non avrei sposato vostra figlia, altrimenti quelli mi sparano! Fa Come buono! fa? Sì, perché se non vi sparissimo, spari! Ma che stai dicendo? Noi genio, teniamo tutto cosa fava! Ma poi non cantato, non c'è. Partecipazione! Cinque cantate, E io che ci vicino a mia figlia! Belle mamma, senti una cosa! Tu non ti hai sposato più Cantone, ma ti hai sposato Alfredo! Mamma, e chi è Alfredo? Come non conosci Alfredo? È un figlio Cicillo! E chi è Cicillo? Non conosci Cicillo! È un padre Alfredo! Mamma, e chi è Alfredo? È un figlio Cicillo! Quando andiamo a fare un pastigliere! Dove andiamo? Tutto gabinetto, scusate, dov'è il bagno? Un attacco di colite! Subito vengo, scusate, subito vengo! Ma che significa poi tutto questo? Sicuramente ci scappo poco. Ma quando mai mi mannaggia come io comunque non so cercare come ci nasci stamattina, framatassa, santa sbrugliare che mo. Donna ingrata, donna ingrata, donna ingrata, donna ingrata. Ma sta venendo da Maiua! Donna ingrata, lo fa parlare sempre a vacanta. Papà, che c'è? Come mai siete sceso? E che c'è, che c'è? Mamma ta, non la supporta più. Che ha fatto, che ha fatto? E che ha fatto? Ha fatto Calabria Natale che palla non lo può fare. No, fatta poi, papà, e non fa Che può niente. fare? Che volete Ha fare? detto che se proprio dobbiamo fare qualcosa questo Natale, ha detto che avevo fare il presepio. Mamma ti manca il sapore, raga. Zitte, babbo, papà. Ma tu l'abito non lo vuoi fare? E sotto questo vuol dire che vado da solo e me lo vado a comprare. Dove vai, papà, che tu non ci vivi? Non signora, io sotto questo sono un uomo di fibra e poco cosa sempre vedo. Papà! Mirate il tuo voglia! Dai, dico io, ma voi vostra moglie deve essere più accomodante. Ma quale accomodante? A fugasse. No, vabbè, che lo fa un presente, voi ne potete parlare. Voi fate così. Facite un presente e facite l'albero, in modo che... Io per esempio non mi Ma piace. perché non facete così perché state nervoso? Un presepe è bello, A me non mi il piace. tempo curello, venite, cammini, come c'è là, ci fa un po' smetta qui, mi piace, è un presepe.
Non mi piace. La da voi stessa, capite? Perché se no che l'altro può fate quello e quello. Faccio quello, faccio quello e quello. Dici, se faccio il presepe, però dobbiamo fare pure l'albero di Natale. Vai capire? Però, non si facevi scemo a questo. No, ti consideravo proprio un scemo della famiglia. Bravo, hai avuto proprio una bella idea. Vedi, faccio quello e faccio quello. Bravo, ti do anche in considerazione. E allora poi ci vado a dire, se facciamo l'albero di Natale, facciamo il presepe. E se facciamo il presepe, facciamo l'albero di Natale. Se facciamo il presepe, è proprio una bella idea. Mamma, ecco pazienza. Scusate, è la colite. Sarà stata l'orzata fredda, il caldo di questi giorni, la preoccupazione per questo fatto. Dunque, dove eravamo arrivati? No, prima! La ROP! La ROP! Cicillo! Sentite, io non so come, non so quando, ma Alfredo, o figlia Cicillo, si è innamorato perso di vostra figlia Maria. E quando ha saputo che Maria si doveva sposare con Antonio, non ci ha visto più, è impazzito, ha detto che avrebbe ucciso tutti, che avrebbe fatto una strage. Quindi capite perché vi sto dicendo che ho fatto il serio, perché non è che rischio la vita solo io, ma anche Antonio, il futuro sposo, e non fa niente che io resta a Roma. E che ne sapi tu che Antonio è andato a Roma? Mettete proprio a Facebook. Ma quale Facebook? Ma quale Facebook? Allora non avete capito con chi avete a che fare. Me l'ha detto Cicillo. Signora Rosa, questi quando vogliono, o camorristi, possono sapere vita, morte e miracoli di tutti quanti. Quindi non è che rischio la vita solo io, ma mutatis mutandis, anche Antonio in pericolo. Grazie, sotto la pausa da cagniamo mutande, Gesù, dammi la forza, ma quale mutanda? Quale mutanda? Si azzecca ma mutandi? Da cagniamo mutande, Io ho detto questo, io ho detto la mutanda, ma io ne so che mutande di Antonio. Ho parlato latino, è un latinismo, mutatis mutandis, come sono in pericolo io, allo stesso modo anche Antonio è in pericolo, che a questo punto non sarebbe altro che il futuro genero defunto di vostra figlia. Pace all'anima sua. Amen. Signora Rosa, voi volete essere la mamma di una futura sposa vedova? Dite voi. Che cos'è questo? Ma mi sembra che questo film lo state scrivendo voi. Sì. Due morti e un funerale. Che la mia figlia ancora sta sposata, già l'avete fatta diventare. Io. Padre, figlia e spirito santo. Sentite, questi tra 3 giorni tornano in parrocchia e vogliono sapere da me, voi che avete deciso. Io che gli dico? Ditemi, che gli dico? Pensateci e io riferisco. Ditemi voi, questi tornano, vengono in chiesa, io qualcosa a questi gli devo dire. Ci sono! Ci facciamo trovare la polizia! Bello! Ma che state dicendo? Ma no! La banda è numerosa, arrestati a 2, ce ne sono altri 10 che possono venire e mi uccidono. Ma quale polizia? E pensi da pochi, Rosa, capisci solo. Ci mettiamo la scorta! Ma che cosa? Che dico la messa con la scorta? Ma quando va? Paese che ha scorta. Ma che dico? Ma per favore, io con la scorta del paese, ma non è possibile, non è possibile. Ma scusate, noi possiamo anche utilizzare nella chiesa. Nella chiesa, Voi la dite sempre scorta. che non utilizza i chierichetto, no? sai Voi bene. pigliate lui carabinieri. Ma io dico i chirichetti piccolini. Ma che state dicendo? Ma questo è un sacrilegio che sparano in da chiesa, ma non dite fesserie. Io poi vi aiuto, ma condizio sine qua non voglio stare in mezzo io non voglio stare in mezzo. Ma ho ragione. Non certo, posso sempre cuccare i miei soziano. O zia nonna chi? Mimì. O zia nonna chi? Mia nonna, povera l'anima sua, quale mia nonna? Che c'entrano la mia zia e mia nonna? Che c'entra? Voi l'avete detto mo! Io?
Oggi mi sa mia nonna Ma mia. chi si sta ubriaco? Io voi ci Ho parlato latino, è un latinismo. Condizio sine qua non. E c'è da ciso! Ma io vi aiuto a condizione che voi non mi mettiate in Ma voi non mezzo. potete parlare latino, si gente terra, Sì, non lo capisco. ma io mi devo acculturare, Ma che se no come potete capire il bene dal male, la verità dal falso? È per voi, comunque io vi aiuto a condizione che voi non mi mettiate in mezzo. Io ho paura, Mimì. Signora Rosa, io non sono un eroe, io sono un povero prete. Caso che hanno sotto la mano, Sì, è vero, che c'è di male, è vero, è vero. E neanche voglio apparire per quello che non sono. Io ho paura, questi sparano, Quindi io, che è una spada, io vi aiuto. A che fa lavoro? Ha ragione, io vi aiuto. Posso darvi un consiglio, posso pregare lo Spirito Santo affinché vi illumini per trovare la migliore soluzione, ma più di questo io non posso fare. Il problema è il vostro, la soluzione a torto collo la dovete trovare voi. Fate parlare voi. Fate parlare voi. A piano pochi capo quello e a pagare su parte. Mimì, ma che c'entra il capocollo? È latino, è Oh, latino. niente, lui non può capire. Durante le omeli, c'ha buffato, lui è stullati. Parlate bene, parlate bene. Volete restare nella vostra ignoranza? Sì, Volete sì. restare ignoranti? Sì. Restate ignoranti, beata ignoranza. Pure io, insomma, quando hanno un delinquente, pure io mi metto paura per cagare sotto. È normale. Mimì, signora Rosa, il fatto vi piaccia o no, lo dovete risolvere voi. Io per ora vi posso consigliare, ad esempio, di non venire più in chiesa. No. Non ci casco, vi conosco. Io quando vengo da chiesa e che la volta che vengo a fare comunione e voi non marate. Ma quando mai? La gente sa che voi siete devoti. Non vedendovi arrivare in chiesa penserà che sicuramente qualcosa di grave sarà accaduto. E questo ci può essere d'aiuto per quello che dobbiamo fare dopo. Avete capito? Facciamo una cosa, io ora me ne vado in chiesa, vado a pregare lo Spirito Santo che vi possa illuminare, che ci possa illuminare a tutti noi. Poi torno più tardi sperando di portarvi buone nuove. Va bene? Voi avete capito tutto? Sì, abbiamo capito assai proprio. Casomai io dopo vi faccio pure una bella pizza. Venite dopo, Però vi è chiaro con chi abbiamo a che fare? Vi è chiaro su cosa dovete pensare? Va bene. A fare a Sapa Maronna, Una bella pizza con le cozze. da 4 stagioni, 4 stagioni. con le vongole, non vi scordate, cozzo, adesso non troppo Se stomaco. voi andate alla ditta a Ci fare. vediamo più tardi, però pensate al problema. Sì, poi ci Pace et bonum, pace et bonum. Pace a te a solo. Vabbè, guarda, comunque è simpatico perché io vedo che si caga sotto, però Ma che Comunque simpatico! simpatico. Ma lui mi dite che razza di prete che ci hanno mandato. E chi sa essere uno che c'è sa difendere. Invece si mette paura, si caga sotto. ma che ne so, Carlo Cristi, che le sta Mimi, ai preti, i boss e i camorristi devono fare un baffo. Sì. Ma che cos'è la volontà è Dio in confronto alla volontà è no? Chi le sa sta a mettere paura? Invece che fa? Viene qua e dice vostra figlia non si deve sposare più con Antonio. Voi non dovete andare più in chiesa. No, ma che razza è a me chi? Ah, boh, ma chi non è lo Spirito Santo, chi lei non... Non me merda, questo è! Avanti! Ma che razza è prete? Ma non facevo prete una volta. Come? Sì, perché non sapevo fare. Non sapevo fare un prete. No. Ma chi non è l'ispirazione, chi le si è messo una divisione? Ma si metteva la divisa con carabinieri, lo vigili urbani, no, lo prete. E tu metti la divisa con prete, la divisa con vigili urbani? No, comunque questa cosa qua non finisce. Io sai che faccio? Io vado a dove vescovo e ci dico tutte cose. O vescovo, ti sente proprio, ti Ah, sente come sta sto Dio vescovo? E vado a dopo. A dopo! No, E tu ma devi dopo. solo fare una cosa, e fanno papà, signore! E metti che non vai, senti a me! Senti, a me su Sono fatti... diventato manesco! Tu fatti cicilla, ma fanno cose tutta quante, no? Ma bene, Maria, non ci riusciamo niente. State zitto, non Ma io parlavo. l'avessi saputo. No, state zitto. Ma io l'avessi saputo! No, mamma. Perché se quello bello quando si trova sparato in mia sala, No, non dici
oggi proprio. faccio. State zitte, non parliamo proprio. Non parla, ma poi secondo me Santa Riscere, secondo me... Eccomi qua, sono tornata. Bella, Mamma, sono passata per il negozio a vedere se le bomboniere sono pronte. Sì, a proposito del bomboniere, Dodi che... No, questo... Ma pensavo proprio a te, quando ti sposi, tutta la chiesa, a chiesa di Fiore, l'orchestra casona. No, mamma, siete E io bambini. forse di accompagnare. No, mamma, te li fa male. Mari, senta mamma, ve le vado a già Mari, no, da Gesù. Mari, senta mamma. Chiamate il dottore. No, si deve chiamare il dottore. Vieni qua. No, papà, Ma non chiamare il vieni dottore. Ci vuole l'antibiotico. Ma mi senti, ma racconta a mamma la tazza, è una cosa seria. I taxi! Ma ti devi cagare per parlare, una caulezza a mamma, che ne pazzei? Scusi, Chi è? scusi, aperto? Sì, a me, prego. E fate le pizze a mezzogiorno? Facciamo la pizza a mezzogiorno. A come la No, veramente io non sono venuta a mangiare la pizza. io non la devo vedere, scusate. Ah no, io mangiavo la pizza qua. No, perché? È bello nuovo, no? E che... Oh, mamma mi sta venendo qua! Chi è che sta vedendo? No, mi prego, se c'è un uomo che se mi vede è capace di uccidere! Madonna, mi avevo faccio E mi vede, e mi vede! E che ne faccio? Guardate, guardate, quello mi vede! Mamma mia, E guardate qua! ma io E guardate qua! No, Ma chi mi sta prego, vi prego! Fate qualcosa, fate qualcosa! Che devo fare? Non lo so, camminate! Capito? Mi fate la parte differente! E come si fa stamattina? Ma che c'è scritto non una lo so! roba? Là c'è un uomo che se mi vede è capace di uccidere a me e pure a voi! Ma io dove no, parte là, dice, io non mi conosco! No, mi dovete nascondere! come Mi dovete la nascondere lasciare? col vostro corpo! Voi siete così belli! Lui così siete da grandi. montagna, allora. Vi prego! Sì, Abbracciatevi! abbracciamo. Oh mamma mia, guarda là, che schifezza, fare l'amore a prima mattina. Azza che schifezza! Noi non l'abbiamo mai fatto! Ma che L'amore a prima mattina! Ma cammina. E non vi preoccupate che faccio tutto io! Faccio tutto voi, vabbè, allora abbracciamo, Guarda là, ma c'è sta una donna abbracciata con Domenico. Io do isso! La donna bionda e abbondante. Come mi piace da me! Ma è sicuro che fate tutto È voi? certo che faccio tutto io! Però scusate, ma si vede che non siete abituato, No, non sono abituate, perché io mia moglie fa tutte cose a me. Ma che dite? Io dico al pericolo! Maronna! L'ho abbracciata. L'altro faccio visto, un pezzo a poco faccio visto. ma che Mi c'è? nasconde nella Vabbè, ci dieta. piace Sporcaccioni a me. vedendo. Fare che schifezze che hai. Ma fare schifezze! Io mi stavo solo nascondendo! Si stava nascondendo, stava abbracciando. Mamma, per piacere, signore, guai, la cliente, non ci passa come si chiama. Ma io mi chiamo Elena! Ah, Elena di Troia! Questa è una cliente, non è quasi tuo cliente. Mamma, che Ah, tu sei un cliente, allora è una prostituta! Ma come permettete? Ma sto vecchio zalanuto, Allora, sì, scusate un momento, che tu stai dando buono cacà. Dai. Accatta la brina dalle palle! Ma scusate, ma lei non può che prezzi, stiamo a giugno! E noi ci abbiamo un poco prima, va bene? Arrivederci. Andiamo scendere. E noi siamo prima a roba. Ma scendere. Aspetta! Arredri. Zozzo! Sporca! Mamma davanti! Zozzo! Se ne andiamo! Ah, mamma mia! Ma chi è? Un corso spasimante? No, peggio, un fidanzato! Ho capito, voi l'avete lasciato e lui non vi può lasciare. No, quello lui mi ha lasciato!
lasciato a me. Ha detto che sei innamorato di Maria, vostra figlia. Ma poi dico io, ma come c'è mi sono una parola? Perché quando Nappi c'erano problemi, io che sono devoto alla Madonna, io dico invece oggi mi sono va bene, Quell'Alfredo di me non vuole sapere più niente. Ha detto che non mi vuole più vedere, che mi vuole lasciare, che se mi mette in mezzo quello mi spezza le gambe. E io perciò sono venuta qua e non mi potevo far vedere. Vabbè, ma non vi preoccupate, potete dire. Quell'Alfredo, Alfredo, figlio Cicillo. Lo sapete? Lo sapete? Cicillo, guarda Alfredo, Vabbè, allora guardate, tranquillizzatevi, potete dire a Alfredo e a Cicilla, a tutti e due, che qua è inutile che perdono tempo, perché mia figlia sposa a chi dice... Ad Antonio? Ad Antonio, si capisce. Ecco, come sapete? E ho letto le pubblicazioni. Gente, E io perciò sono venuta, Ah. perché mi sono venuta ad avvisare da quell'Alfredo e o padre Cicillo. oggi capito? Sono due tipi pericolosi. Due camorristi. Se si mettono in testa una cosa, quelle se la prendono. Si possono pigliare tutto cosa, a fora a mia figlia. Veramente? Perché mia figlia si sposa a chi vuole per amore. Ah, io questo vi volevo sentire dire, vabbè. allora io mo me ne vado, non mi dico, ma figa, che le passerà da moto e mi spezzo veramente. Poi non Cosa? la spara proprio. Allora me ne vado, arrivederci, non mi posso abbracciare un altro po'. Oh, no. Grazie Fate assai. sempre tutto voi. Tutto io, arrivederci, arrivederci. Arrivederci. Papà, io esco, vado a prendere l'antibiotico a mamma. Ma perché che te la molla? Papà, lei dice che sta meglio, che non le fa male, però è meglio se glielo vado a comprare, Sì. perché se il dolore le viene stanotte, che faccio mantato. No, sa pure che la media da passare un po'. Sì. Papà, se viene Antonio lo fai aspettare. Oh, sì? guarda, sicuro si Antonio se ne va secondo me. Grazie, È una cosa papà. inutile che Grazie. dice. Bella figlia mia. Grazie. Bella. Ah. Disgrazia. Fate! Così non può Oh, fare ma è niente! Ma tua figlia tu mi dicevi tutto! Sai già dice tutto cosa. Non hai capito, non c'ho potuto morisce! Ma che la storia che mi sa ma perché mi hanno sparato? Non so Senti male. una cosa, io che sto con questa annanzi a te, se noi ci riusciamo a marire tutta la verità, Mari secondo te che fa? La prima cosa che La fa? prima cosa che fa si mette a chiacchiere subito. E dopo che ha pianto la seconda cosa, Maria che fa? Maria, figlia mia, si parla da chiacchiere. No, Maria, la seconda cosa va giù, Antonio, e ci riesce tutto. Vabbè, si capisce che non innamorato, ne? Ma tu sai, Antonio, che fai mestiere? Come non sa, c'è Che un fai? carabiniere. Bravissimo. E un carabiniere ha roba che ha saputo tutto che se può stare mai che mano non deve. No, ma andate avanti a far spiegare che è successo, perché non la capisco. No. Va tu Cecilia, affronta e li affronta. E qua va a finire che ci scappa il morto. Hai capito? Lo sei un morto che ci scappa sempre, questo l'ho capito. Non ci L'ho devi capito. dire niente, dobbiamo aspettare che viene Don Eugenio e ci dice quello che ha fatto. Mo state zitti, No, voi state E io lo sapevo che se veniva a quest'ora non trovo nessuno. Bravo. Ma così posso fare pure una bella Pizza. Benissimo, però la cosa più importante. Ah, porta. Grazie. Allora, Mimì, una bella 4 stagioni. con le vongole. Bravissime. I corsi che sono freschi, però. No. Con le vongole allora. Andiamo. Ah, Mimì, doppa pizza, una mezza birretta. Grazie. E mi ha raccontato. Oh, la capitano. Allora, comunque Cicillo, Cicillo, mia figlia Marisa da sposare. Certo, ma che dice il contrario? E quindi Certo, ma è normale che vostra figlia finalmente possa sposare il ragazzo che finalmente ama, che entrambi possono finalmente creare quella famiglia belletta da Dio. Ma che dice il contrario? Io vi sto chiedendo solo di prendere un po' di tempo. Un po' di tempo perché serve per trovare qual è la migliore soluzione per non dispiacere nessuno. Avete capito? E che Io penso che lo Spirito Santo mi abbia illuminato Com'è? e ho la giusta soluzione. Ma no, che bello! Sì. E raccontate, recite. Allora, secondo me dobbiamo rinviare il matrimonio. A 4 stagioni, cotta in partenza da Cilerio 1. E chi ce lo dice a Mariano? Glielo dico io, non vi preoccupate. Noi se riusciamo a rinviare il matrimonio, quindi andate. Se riusciamo a rinviare il matrimonio, la maggior parte dei problemi già l'abbiamo risolto. Ah, sì. Andate. E dici. Poi con Maria ci parlo io, ma pure con Antonio lo convinco io. Allora, quindi andate. Ma ragazzi, Quindi Ma pigliare la pizza che si fa freddo, no? Ah, lo
sparla. Maria si è devota, a me sicuramente mi sto ad ascoltare, ma anche Antonio, quello è un bravo ragazzo, non vi preoccupate, vedrete come risolveremo la questione, perché se noi rinviamo il matrimonio, noi abbiamo tempo per gestire. Grandezza di Dio! No, che sei grandezza come il saiolo, dammi scambio. Vabbè, e quindi a me sparla tu. E che avete deciso? Che avete deciso? Cosa avete Allora, deciso? secondo me la soluzione migliore. Parla, no, da parlare. Allora, dobbiamo trovare una scusa credibile. Allora, la scusa credibile è una malattia, una bella malattia grave, talmente grave che ci permette di rinviare il matrimonio. Ma chi l'ha dato adesso? È uno di voi due, uno di voi due. Allora, Come volete, meglio perché sapete com'è? Se una mamma sa una figlia sta male. Fammi capire, allora Parlate. No, non è che non conto dire, ma la figlia di una mamma soffre di più. Mimì, scusate, su questo. Invece come vai dell'altro? Ma no! Però non soffre Esatto, su meno. questo vostra moglie ha ragione, no? Si sa che le figlie femmine sono più attaccate alle mamme, si sa. Signora Rosa, voi che ne so, dite che vostro marito si è fatto l'analisi e ha trovato una brutta malattia, avete capito? Sì, può essere una buona idea questa. Perché tu che ne sai, c'è una malattia cosa fa? Tanta malattia, non diamo Sì. un'idea. No, non me ne a me, tipo tutte malattie proprio. Purtroppo al mondo ci sono tante di quelle Assai, malattie assai. che avete solo l'imbarazzo della scelta. Ovviamente deve essere una malattia grave, sì, da farci rinviare il matrimonio, ma non con il morto, deve essere no, assolutamente, deve essere una malattia guaribile dopo un lungo periodo di cura. Sì, talmente lungo che i ragazzi, per farvi contento, aspetteranno la guarigione completa, che ovviamente noi faremo avvenire quando abbiamo risolto il problema. Allora, è tutto chiaro? Tutto E chiaro. allora la salute. Esorda! Con me. No, dico, Mimì, a salute esorda, sta peggiorando. La sorella sta malata, però sta bene, non pensi che muore. Non vuole. Avete una sorella che non sta bene? No, ma sta bene. Padre, quindi ma che malattie dobbiamo decidere? Sì, decidete la malattia, una bella malattia grave ma guaribile, è semplice da fare. Decidi tu la malattia. No, scegli tu, No, io no, perché se la devo scegliere io, poi a finire che mi sbaglio, che tu due che dici no, scegliete tu la malattia, tu e te la scegli tu. Padre, sapete che ci pensate? Scusate, se facesse un bel ictus. Bravo, quello è pure semplice da fare, sì, quello l'ha avuto pure mio padre. Voi dovete camminare tutto storto, no? Con una mano storta, un piede storto, ma soprattutto quando parlate dovete avere tutta la bocca storta. Voi però dovete stare almeno un mese nel letto, Io vi regalo una bella campanella con lì dell'offertore, così quando vi serve qualcosa voi suonate e vostra moglie corre ad aiutarvi, avete capito? Per un mese, Questa almeno un mese. malattia non mi piace. Perché? Innanzitutto, a me il suono della campanella mi mette l'ansia. Vabbè, fatti madre un bel. Seconda cosa, io non corro da quando ero ragazzina. Vabbè, signora. E non volessi che il signorino qui presente mi chiama e io non arrivo a tempo. Terza cosa, tu, un mese, rindoglietto, non ci può stare. Ma dai, Tu non sei l'occhio dell'uomica. Non esiste proprio. Cambiate la malattia. Dobbiamo... Ma Ma la catare è troppo semplice, tu hai un'aspirina e basta. No. Troviamo un compromesso. Anziché un mese, facciamo una settimana, va bene? Va bene una settimana? Mi va bene una settimana da un ictus? Una settimana sì, senza campanella. L'accettate? Ringraziamo il Signore, ovviamente dobbiamo fare tutto bene, deve essere tutto credibile, perché ovviamente i ragazzi devono rinviare il matrimonio, voi avete capito bene come si deve fare? No, faccio Poi vi faccio vedere io, perché ve lo dico, no, mio padre l'ha avuto, quindi vi ricordo bene com'era. Prima cosa dobbiamo scegliere il lato, voi preferite il lato sinistro o il lato destro? O destro. Allora voi dovete bloccare la mano, dovete bloccare il piede, no? E poi con la bocca tutta storta, così, no? Quando viene Maria, voi dite Maria papà, ti devo dire una cosa importantissima. Provate. Maria papà, ti devo dire una cosa importantissima. Provate, dite che mio padre annanzi a dolce, perciò provate. Bloccate il piede, bloccate la mano così, a bocca storta.
Ma senza lingua, che si azzecca lingua! Maria papà, ti devo dire una cosa importante. Maria papà! Più storto. Maria papà! Ti devo dire una cosa Bravo! Ti devo dire una cosa assai Ti devo importante. dire una cosa assai importante. Mammi, papà, dici. Bravo, fate la parte di Maria, così entriamo tutti nella scena. Ti devo dire una cosa molto Maria, ti importante. devo dire una cosa molto importante. Assai importante. Maria, una cosa assai importante. Mimmi, ma voi sembra che l'ictus l'abbiate sempre avuto. Ci ho pensato sempre pure in sta cosa. Ma andate bene, siete un attore nato. Una cosa assai importante vi devo Maria, dire. ti devo dire una cosa assai importante. Papà, e che mi devi dire? E poi le dite la verità. Maria, ti dico la verità. dimmi Sì che la- non me la sotto pure perché ti sparano. No, la verità. Dimmi la Sicilia, sì che Ma no, la verità, ma la verità. La verità, ma non è la verità. Che avete avuto l'ictus. Maria, tu forse non te ne sei accorto. Hai già avuto l'ictus. Esatto. E poi sempre tutto storto e camminato. Maria, se tu veramente vuoi bene a papà, il matrimonio che sappiamo che è fissato per Giovedì 4 giugno. esattamente, e vediamo se vi ricordate a che ora. Alle 11. Alle 11, bravissimi. Forse è meglio la mezz'ora più tardi, Padre, ma che vi è successo? È successo, E che è successo? Che è successo? Che è successo? Lo Spirito Santo ci ha mandato l'ictus. L'ictus, poverino. Piccolo, piccolo. Adesso va un mese. Come mi dispiace. Ma come è successo? Come è stato? E sarà stato il Signore. Sì, signore, così ha voluto. E come si dice, quello che ci manda, quello ci prendiamo. Quello parlava di. Si fa sapere, tu non la tu. Invece ci fanno il sapore, fammi cagare malato. Italiano. Poverino. Ma i medici che vi hanno visitato cosa hanno detto? Che hanno detto i medici? Che hanno detto? Deve fare fisioterapia. Sì. Vabbè. Seringa, tutta da fare. Però sentite a me, Sì. vicino alla fisioterapia, se vi facete pure un bagno, Sì. quello fa sempre bene, voi fate un poco di piscina, Come no? un po' di fisioterapia e subito vi riprendete. Sì, hai ragione, faccio tutte cose. La fisioterapia, la piscina, il bagno, Subito. la doccia, pure un bidet faccio, non ti preoccupare. Io non me ne vado dritto in parrocchia. Mi raccomando, Padre, volete che vi accompagni? Non c'è bisogno, me ne vado piano. Ma già, ti dà campanello, che se no. Ce l'ho. Se no, Poi ci vediamo, Pace e bene. Un momento. Caro Marchese, tu è inutile che suoni, tanto sempre a me devi aspettare. Con che giorno che si cazzo un nervoso, sai che coppa e to scasso in capo, sto cavaliere, capito? Buongiorno mamma. Buongiorno, ma che fine avete fatto tutto questo tempo? Tutto questo tempo, se non è passata mezz'ora. Ma quando tu stai in pensiero il tempo non passa mai. Oh no, ma quale pensiero? Maria stava con me, il suo futuro marito, nonché i carabinieri, non so era come mangiava su, non so se mi spiego. Mamma, siamo andati a prenderci un gelato e poi siamo passati in parrocchia per vedere Padre Eugenio come sta. E come sta Padre Eugenio? Come Sta benissimo, Ah, ma non benissimo. sta una favola. Ah, come? Che fine una settimana passa che tutto scuote e mo sta pure. Invece mo sta così, da ritto con mano guarda la luce, una roba. Ma venite un po'. Roba da non crederci, è come se l'ictus non gli sia mai venuto. Ma veramente, mamma, quasi un miracolo. Lui dice che sono state le preghiere dei fedeli. Già, come se bastassero solo le preghiere dei fedeli per le guarigioni. Ha messo fatto, ma pare strano, una roba. Ma
ma uno ci deve credere veramente, uno deve avere fede. E chi lo fatte che sono Eugenio sta chi ne fede, come annaccirere? Oggi a padre Eugenio. No. A mio marito che scampano le alla Naro, lasciate stare un attimo a dommi mia a campanella. Vi stavo dicendo, a me sto fatto mi pare strano. E come è passato lì che tu sto a padre Eugenio, a così è venuto a dommi mia. E per forza! Come sarebbe a dire per forza? No, dico, e per forza! Ma perché non lo sai che i guai vengono sempre tutti insieme? E speriamo che roba a dommi mia non succeda qualcos'altro a qualcun altro. Ando, ma che dici? Dici Maria. ha ragione, noi stiamo sotto al cielo. Però vi avverto che se succede qualcosa pure a me, significa che è la volontà di Dio che non vuole benedire questo matrimonio. E quindi questo matrimonio non si può fare, vi avverto. Mamma, è per piacere. No, e non mi ci mettete pure voi, per piacere, non vedo sta fresca e tosta come una prete. Noi ci abbiamo aspettato tutto questo tempo per questo matrimonio. Primo padre Eugenio, a Roppo Mimì, a Roppo ci manca d'amore pure nonno, e buonanotte Ando, sono tua. e mo che c'entra il no? C'entra Maria, dicimi la verità, che sei una casa sfortunata. Ma che stai dicendo che sei sfortunato? Ma come dov'è? No, io non ci voglio credere, però tengo l'impressione come se qualcuno abbia fatto una fattura in coppa a sto matrimonio. Ma Una fattura che non ci fa scusare. Vai a pressa e che miseria. Andro, si tratta di aspettare solo un altro po', il tempo che papà si riprende e poi ci sposiamo, Sì, dai. però secondo me è meglio se uttiamo un po' che sale. Ma Quando quale poi sale? là fuori uttiamo sale, o sale assai. La verità è che ci vorrebbe un miracolo pure per papà. E mettiamoci a pregare pure per papà. Mettiamoci a pregare. Maria, si è fatto tardi? Sì. Devo andare. Vabbè, io ti accompagno perché stamattina non ho comprato il giornale a papà, è meglio che vengo con te così io lo prendo. E vabbè. Andiamo. Arrivederci. Arrivederci. Oh, sua, casa sfortunata. Mi ha gettato sale a quantità. Che è la colpa di tutte le Sicilie che dovrete riunire. Dicendo vicino a me, signora Rosa. E io mi sono scocciato di fare lo storto. Dite al vostro marito che adesso tocca a lui. Io dirò che mi sono salvato per un miracolo, dirò. Forse passati. Ancora! Ma insomma, questa mi stai guardando la fammi la minuto! Sono dei ricconi di tu! Una cosa non può scema, può sta buono, non ci sta nessuno. Ah, meno male, va! Ma insomma, sta campanella che tengo a fare? Sto suonando a Roma, non la senti? Rimane a cantare a campanella a chiesa o parla. Vogliono che si alzi! Ma caro Marchese, ma io a campanella là ci sono. Mi fa piacere! È solo che stamattina tengo che fare, non ti può mettere a fare l'imperatore un cappotone, sì! Ma sto con la E lava, poi una cosa, ma erano diversi. Tu dovevi stare malato solo una settimana e senza campanella. Vabbè, ma guarda, Rosa, sì, senza campanella, per te chiamare. Ah. Rosa! Rosa! E che c'è? Rosa! Ma che c'è? Invece la campanella? Ma più fine. a campanella mi fa saglilanzia, vabbè, hai vabbè. capito? E poi tu non devi scordare, tu devi solo fare finta, perché tu stai bene, te ne sei dimenticato. No, non mi sono dimenticato. no! Lo totale è sempre lì. O sto buono, o la campanella, o a lui, e a gioia e sai stare in lì e tra nessuno vede. Ma quando mai tu ti dimentichi? Stai bene! Sì, ma se sei malato è la stessa Ma cosa. morire in tanto sangue Intanto sangue in non voglio sudare, per ma tu piacere. lo sai che ti voglio bene! Lo so, però qualche volta lo vorrei anche assaggiare. Devi niente, ha già parlato subito, tu stai zitto, capito? Ne parla, zitto, cambia la sua. E vabbè, ma almeno buongiorno, posso riuscire? E quello sì, buongiorno. Allora buongiorno tutti, buongiorno. No, e però già dice buongiorno. E a passare mai, a dire buongiorno. Però te sta zitto e dici solo buongiorno. Buongiorno prete, segge, tavolino e buongiorno. Basta, diceva la tassa. Buongiorno! Ma come mai dovete uscire? Che c'è? E che c'è? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Che c'è? E che c'è?
Cioè, che c'è? Io faccio scudò. E che c'è? Perché per scendere da casa deve succedere per forza qualche cosa? Ma uscite, come ho detto, perché papà se mi su cappello, un cappotto, tu te ne sa bozza, sciarpa. Squaglianzogni che esce questo cappotto pure. E ce l'ha detto pure a mamma, metto un cappotto che stiamo a dicembre, va a finire che pigli qualche scippa centrella, e si fa Natale in tuo libro, lo sai che succede? Tu ti fai Natale in tuo libro, e detto tu a me un presente, non mi piace, un presente. Ascito mentre un po', che va a fare una passeggiata. Un momento! Rosa, prima di uscire ti devo dire una cosa molto importante. Importantissima. Importante. E di che si tratta? Una cosa che è successa una settimana fa in questo locale. Questo lo fa. E riguarda tuo marito. Zozzosa. Ma perché tu la sai? Che cosa? Questa cosa importante la sai? La sa, Rosè, la sa. Ma perché la sapete pure voi? Io c'ero, ma non ho visto niente, Non ma c'ha visto la gentia. La sapete tutti quanti, solo io non la so. Allora, se mi dai 5 minuti ti spiego. Dunque, io volevo parlare, così ti spiego tutto il fatto. Mimi, di che si tratta? Fallo sentire. Una cosa semplice, una Parlo. qua dentro alla... State zitti, ci metto troppo dietro. No, che Steve. Steve facendo l'amore a prima mattina. A prima mattina. Endo. Una bella bionda abbondante, Endo. e da pizzeria. Mimi, parla, dici qualcosa. Santa zitta, mamma, parla tu. Posso parlare? Allora, dovete parlare, però fate attenzione. Dite bene tutta la verità, nient'altro che la verità, non aggiungete. Dite lo giuro. lo giuro. Vabbè, Dunque Rosa, in realtà tuo marito con questa donna stava solo abbracciato. E chi è questa donna? A bionda abbondante, Rosè, abbondante. Ci capito. io se pensavo questo qua abbracciato perché quella lei è entrata dalla porta perché mi seguite da dove la chi è questo? Chi è? La Fede, la fidanzata a Fede. Ah. Qua dentro, come l'ha visto? Ma ha abbracciato perché si voleva nascondere, che io non so quello da nascondere anche da me, capite? E questo perché voleva parlare del matrimonio di Antonio con Maria, che non si deve sposare più, perché si deve sposare? Te stessa studiando pure a me, Ma come un innamorato di marito non si chiama Giù Antonio, si chiama Alfredo. Ma si chiama Antonio. Vabbè, ma voi dovete uscire. E andate, che mo io devo restare un attimo con mio marito. si capisce, parla, che ti va bene. Non lo fa male. Aspetta, fammi attaccare le palle del cappello, sennò se già le ne Queste balle di tempi, vediamo segni, Aspetta, fammi, aspetta. Zozzosa rimane zozzosa. Sporca, e mamma la fa. tuzza alla luna, che parente di Rosso, guarda, tutto quello che ha detto non è vero niente, la signorina è perfetta. Ti credo. Mi credi? Sì, ti credo. Oh, è così, senza... Ma sì, ma secondo te uno che tiene l'arteriosclerosi è nato con l'ictus ma quando fa festa a me? Ma poi soprattutto, se era una cosa veramente importante, mia mamma avesse fatto il corso come veniva a dire. Si capisci, capire con me che la teneva una La settimana terza cosa è cosa più importante. Dimmi. Tu devi guardare in tuo specchio. Ma te chi ti piglia? Ci ho comprato il giornale. È bella, fammi un bacio, quando è bella la figlia Me lo mia, vedo da quando ero bambino. ma sì, bella Romy, già ti immagini. È bella, quella è tale quale a me.
Sì, vabbè, tale qua a te, però quest'opera d'arte, se permetti, non fatta io. Perché non ci fatto niente, caro Picasso? Sì, hai fatto qualche cosa, ma i colori sono i colori che ho messo io. No, papà. Veramente ha ragione mamma, i colori sono i suoi, io somiglio anche a lei. Sì, vabbè, questo è il guai, mezzo guai, insomma. Ma i colori, buttati così su una tavolozza, non sono niente, un giallo, un blu, invece ci vuole la malestria del pittore che il giallo lo fa diventare sole, il blu lo fa diventare mare e viene fuori questa roba. Se tu non metti bene i colori, quella cosa non succede niente, ci vuole la maestria, ci vuole un paniere buono, però se vuole un paniere è umile. Sì, ma caro Michelangelo, nei figli l'unica cosa sicura, sai qual è? Ah mamma, perciò state zitta. Vabbè, ma sei un viso chi deve c'ha di ma che stai dicendo? Ma che dici? andiamo, per piacere. Se sono bella, è merito di tutte e due. Basta litigare. E poi è lei, Papà, hai parlato bene, mamma, ho sentito! È stata la mossa Parla ancora! Non dice niente, siete a me! Aveva ragione padre Eugenio! Perché, dai? Io che non ci volevo credere, io l'ho incontrato prima dal giornalaio e mi ha detto che papà sarebbe guarito. Oh, lei si Mi ha confessato di aver fatto un sogno. Mi ha detto che ha talmente pregato per papà che Dio gli ha mandato un segno e gli ha fatto capire che tempo un paio di giorni non ci sarebbero state più tracce di quest'incubo e papà sarebbe guarito del tutto. Però c'è in cambio di questa guarigione una piccola penitenza per voi. Ci hanno accattato con bigliette 20 euro, sicuramente. Ah, mamma, c'è zecco su bigliette 20 euro. No, sicuramente vuole che andate a pregare o a Lourdes a Fatima. Lei Lourdes a Fatima, non ci siamo mai Lourdes, Mimì, è No. Io sono devoto della Madonna di Pompei e voglio andare a Pompei. Ah, vabbè. Mimì, a che chiamo? Sei a Pompei? Sempre a Pompei. Mimì, non ci spostiamo. A Lourdes non ci Basta, vado. ora litigate pure per decidere da quale Madonna andare a pregare. Mamma, la verità è che se papà guarisce, io mi posso finalmente sposare. Io che non ci volevo credere, l'avevo detto che ci vuole fede. Vado a dare la bella notizia ad Antonio. Ciao papà. Vai. È scappato. Oh, è scappato, ha già fatto. Oh, però pensandoci bene, se tu previ da Hit che dopo fra 2 giorni io posso anche guarire, significa che qualche cosa sta cambiando. Hai ragione. Come Ma lo può a chi da che si fa da volere? aspetta, che vuoi che io. Mimì, signora Rosa, non si può pescare un magnum! Sono venuto ai magnum, ti dico solo le cornette. Signora Rosa, voi mi fate cadere il braccio. È latino, ho una grande notizia per voi, cose magnifiche. Bene. Ma prima... Lottata! No, per carità, Amen. meglio la mente. Ma la cosa più importante... Ah, porta, Mimì, chiudi la porta, vado a piano. Mamma mia. Mimì, non potete immaginare che caldo che fa. Mamma mia, quest'abito è proprio pesante. Sì. E quella è colpa del tempo. Mentre fa freddo, fa caldo, mentre fa caldo, fa freddo. Non esistono più le mezze stagioni. Non esistono. E secondo me stamattina ho sbagliato divisa. Qui vai a mettere la divisa con vinci rubati. No, ma che dite? Ho sbagliato divisa, anziché mettere quella estiva avrò messo quelle dei mezzi tempi, avete capito? Ecco qua. Ah, grazie, con questo caldo ci vuole. Bene. Mamma mia. Sei ghiacciato la Dite. Poco, se no succede quello di prima. Bravo. Grandi notizie, voi lo sapete, no? Io non riuscivo a dormire per la questione del matrimonio, dovevo trovare una soluzione per voi. Stavo pregando lo Spirito Santo e finalmente stamattina lo Spirito Santo mi ha illuminato, mi ha fatto andare da Cicillo. Appena sono andato da Cicillo, quello si è voluto confessare. Guarda,
Esatto. Vuole andare in paradiso. Bravo, avete capito? Come sapete c'è una guerra di camorra in atto e il boss ha paura di essere ammazzato. Ma io gli ho detto che il Signore non avrebbe mai permesso che uno con tutti i suoi peccati andasse in paradiso se prima non pagava Il biglietto! Ma quale biglietto, signora Rosa? Ma quale biglietto se prima non pagava il conto con la giustizia? Brava, ragione, quindi si va a costituire. No, con la giustizia terrena, con la giustizia divina. E gli ho detto che se avesse aggiustato il problema del matrimonio, sicuramente il buon Signore ne avrebbe tenuto conto. Ho fatto bene. Hai fatto bene? E io ho fatto una proposta. Sì. Ho detto, signor Cicillo, ma anziché ammazzarci, perché non prendete a vostro figlio e alla sua fidanzata e gli fate fare un bel viaggio di un mese in Brasile? Può darsi che i ragazzi ritrovano quella passione perduta. Bene, che ha detto? Mi ha guardato in faccia e A me un Brasile non mi piace. Ma come che l'ha così bene? ma io non mi sono reso. Ho detto, vabbè, anziché in Brasile, vi possiamo mandare sulle calde spiagge della California, a Miami. Fatto bene, no? Fatto bene. Bene, che ha detto? Ma guardate in faccia e Io americani tengo un coppo stomaco. Ma che spallette cazzo, che lo va, che fa? ma io non mi sono arreso. E parlando, ho capito che il vero problema è che suo figlio, Alfredo, ha paura di volare. Che schifo è boss! Ma io ho avuto quell'attimo di invenzione, lo Spirito Santo, e io ho detto, vabbè, anziché in aereo, gli possiamo far fare una bella crociera di un mese ai Caraibi. Bene, Accettate, abbiamo scelto anche la crociera, tutto incluso 20.000 euro, che dovete pagare voi ovviamente. Ve l'ho detto, il problema è vostro, il problema lo dovete risolvere voi. 20.000 euro e passa la paura, perché ha scelto una suite presidenziale, vista mare, champagne e caviale in camera, aria condizionata, bellissimo. E lo dico sarei scordato! No! Chi le ho finito boss? Ma mi stai dicendo, ma come porta a me? No, questa crociera costa troppo, no! Bravo, avete detto la parola giusta. È una crociera costa, e si sa no, che la costa. Però guardate che bella nave, guardate, cambi da tennis, da boccia, piscina d'acqua calda, acqua fredda, acqua salata. Ma a me che sta dava da fare fine lo Titanic, sa da fumare, insieme a figlio lo passa e pure una murata. Che la voglione a così serena. Ma perché credi ti spiace? No, non posso. Sentite, questa è l'unica soluzione che ho trovato senza avere cadaveri. Che volete fare? Accettate o non accettate? Cosa riferisco a Cicillo? Ditemi voi. Ma noi c'è, scusate, Dite. chiamato vende lo Spirito Santo. Non bestemmiate, Mimì, non bestemmiate. Ma quale sconto? Quelli costano 20.000 euro, è pure regalato. Mimì, questa è l'unica soluzione per non avere il matrimonio senza cadaveri. Mimì, non ci sono alternative. Cosa volete fare? Accettate o non accettate? Voi potete anche non accettare e vi prendete il morto. Volete il morto? Aspettate. Ma che devo aspettare? Dovessi pagare la nave. Oh, Mimì, io ho fatto tanto per convincere il boss con questa crociera e poi dobbiamo cambiare. Che fate? Accettate o non accettate? Lo Spirito Santo ci avete parlato in latino. Lo Spirito Santo mi ha illuminato. Ha capito bene. Ma che? La rosa. Sì, va bene. Allora, accettate o non accettate? Come fai? Signora Rosa! Avete due alternative. O accettate o non accettate. Sì, accettiamo. E avete fatto bene, il Signore e lo Spirito Santo ve ne saranno grati. Facciamo una cosa, voi da domani vi potete sentire anche un po' meglio. Io già gliel'ho detto a vostra figlia Maria, però mi raccomando, io ora vado a dire al boss che voi avete accettato, voi preparate i soldi in una busta, tagli piccoli, massimo 50 euro. Io dopo vengo, mi prendo la busta e gliela porto a Cicillo, così a voi non vi faccio proprio apparire. Va bene? Una telefonata facessi. No, ma l'odri da capo tosto. Avete accettato? E avete fatto bene. Il Signore vi ringrazierà. Quando morirete andrete in paradiso. Avete capito? Ci vediamo dopo. E non vi preoccupate che avete fatto benissimo. Io vi lascio pure il declinare della cosa. Guardate bene che è una bella cosa.
A dopo. Damma fa. Ma fa, Mimì. Damma fa. 20.000 euro. Non hai capito che ci scappo forte, damma fa. Senti, Mimì, a me mi ha stufato sta nava. Mi è venuto un male stomaco. Ma tu fai sempre, lui piglia procide, deve andare di mettere, è proprio mal di mare. Senti, Mimì, mo vado a preparare a busto. Ti raccomando, si vede, ma non ci riesce niente. E capì, non parla, gli vado a preparare i soldi. Qualche cosa lo direi però, E quindi pure un po' che bicarbonato. No, perché secondo me un mare aveva essere agitato, Mimì. Ecco male stomaco. Vabbè, va. Scusi, mi avverto? Hanno fatto quante immagini, sai? Prego, signore. Buongiorno. Ma potete lasciare solo a cambio tutte queste valigie? No, ma noi siamo venute col treno, come le lasciavo sul No, piano? volete qualcosa per offrire? Vorremmo una pizza. Prego, accomodatevi, c'ho proprio delle pizze speciali, anche a prezzo Grazie, perché grazie. prego, dobbiamo recuperare Grazie, 20.000 grazie. euro e quindi le pizze buone le facciamo solo noi. Prego, signorina, prego. Accomodatevi, prego, sì, prego. Grazie. Vengo subito a prendere l'ordine, va bene? Va bene. Allora, Cicci, vieni al picciofun! Mamma, ma tu veramente pensi di trovare il mio sposo in questa città? Apollonia, non ce lo siamo mica sognate di venire qua in questo paese. Sono le notizie che ci ha procurato il detective che ci ha portato in questa città. Detective che ho pagato a caro prezzo, ne? Ma se Guglielmo è scappato è perché non mi vuole sposare più. È inutile che lo cerchiamo. Apollonia, non piangere sempre, non dire sempre le stesse scemenze, ne? D'altronde, quando t'ha messo incinta ti voleva bene e anche adesso te ne deve volere. Te capì? E adesso mi raccomando, sorridi che sta per arrivare, ecco, sta arrivando il cameriere. Eccomi, signore. Sì. Benvenute. Allora, che cosa posso... Vabbè. Sì? A me mi porti una capricciosa. Una capricciosa. E a voi? Sì, per E per me un matrimonio con le nozze. Non lo faccio, non lo so. No, non diavetala, mi figliolo, è un pochino stressata. Vuole una margherita con le cozze. Con le cozze, vero? Con le cozze, bene. E da bene? Cameriere, champagne. No, la coppa pizza non mi dà fare mettere, No, assolutamente no. Le porti un'acqua minerale frizzante. Quando ci avessi in capo, no, è meglio una No, l'acqua minerale. Vabbè, e a voi? E a me mi porti una birretta. E una birretta. Bene, vi servo subito, Grazie. No. Domenico, sono Elena, vieni conosciuto. E lo sai perché sono qua? E sono venuta a chiedere un po' di informazioni. Lo so, io con Alfredo non ci posso parlare. E lo sai, ma quello lui non è come il padre. No. Lui prima di uccidere le persone le avvisa. È un signore. Ma forse ti è arrivato qualche avviso? No, mi sciurate solo avvisi di pagamento. Va bene. E allora qualche novità ce l'hai? Ma seguite a me, ma perché non lo lasciate? Ma no, io lo amo tantissimo, è troppo bello. Ma quello fa passare un sacco di guai, poi va a finire che quando è dopo, vi sposate, l'amore finisce e rimangono solo i guai, avete capito? No, vabbè, dopo volete voi, però vi posso assicurare che se vi sposate vi sarà offerta una crociera per il viaggio di nozze. Veramente? Che costa 20.000 euro, una cosa speciale. Ma io e Alfredo? Sì, devo dire, io e Alfredo. Che bello, non vedo notizie, li posso abbracciare? Come no? Grazie! Però voglio fare sapere, scusate, un momento, voglio fare questa idea, veramente, è pure di padre Eugenio. Ah sì? E allora appena viene lo abbraccio e lo bacio pure a No, lui. no, ci abbracciare a me, poi mi abbracciare a me, non Ma sta bionda abbondando sta sempre una manetta. La sta la lavo del corpo! E mi pare una mucca in calore. E lo dare chi è? Sempre lo stesso. Domenica, zuzzu! Uè! Madonna! E poi ho fatto da
allora, Ma non stiamo ma scusate, ma non è come vi immaginate. se ci deve immaginare, io dico quello che vedo. Perché che avete visto? Hanno visto Torgamu! Ma voi permettete? Ma non stanno buone cacà, questi due. No, quello è solo mio suocero. Vostra La suocera? sono sabbiando pure io. vabbè. Ma così sta? Ma io ho trovato la brigata. Eppure il ballo! Come sei giù? Ma non l'avete trovato, da qua ragazzi. Da cinese. Anche a dei cinesi, è giù, solo no. Signori, scusatemi per l'offesa che mi fate si vicino. Vabbè, accomodatevi qua che vi offro una bella... Oh, veramente? Vabbè, non vi posso dire di no. Grazie, Ma sei guarito? sono pagati, sì. Come è successo sto fatto? È venuto un medico giapponese, un grande dottore, che lo metto sul posto, l'ha acchiappato, Cazzo! Ma chi so ora c'è? no, gli hanno preso l'otto perché non te lo fai, Ma pigliate sto coso, Sì. E poi io non me ne vado, Tito! Oggi è domenica ed è il mio turno della pizza, perciò io non mi muovo. Sarà pure un salato, ma certe cose non si Ma scorda. guarda, se state con la voce sta gente è un bel dito di via. La picciosa è la margherita, Vengo! Un binario Oh, c'è? Senti una cosa, la bionda abbondante sta sempre qua. Come che me ne porta? Ma allora non hai capito proprio niente! Chi sti tu, suo amante! Ecco da penso che ho fatto un Giappone, yahoo, yahoo, yahoo! Quello! Ma non ammazza qui più. Oh, e poi che sto facendo? Niente, sta aspettando, sta facendo Perché lei da quando è tanto malata mi fa venire da piangere, mi fa venire. Allora, facetemi una chiamata, vi vengo dopo, va bene? Ma sì. Allora, che cosa vi posso... Non lo so, scegliete voi, non so neanche che pizza scegliere. Per me, io vi dedicherei una bella capricciosa. E allora fate una bella capricciosa con la mano del cuore. Bella, mamma mia. Qualunque pizza fatta da voi sarà fatta benissimo. Signori, il vostro complimento vale più di 100 premi dei pizzaioli, molto belli, E da bere che cosa... No, un poco d'acqua. Acqua Sì, pizzante? soltanto l'acqua. Bella eccitante, Vengo subito, Grazie. Un c'è, che sta facendo a bionda? Che sta facendo? Sta aspettando. Che sta facendo? E si sta mettendo pure un russello. Che Che già non c'è, mo si sta pure a parecchio. È Domenico! E domenica sta mettendo i bimbi. E bicco. Vengo! C'è una butta pure in Compro due cose, aspetta. Vai, pure voglio una bella pizza. Aspetta, mamma mia, ma sempre preso. E te che fa? Tieni sempre che fare, sempre che fare. Chiama bella. E poi mi avete... Allora, Scusi cameriere, la Eccomi, birretta, mi devi aprire la birretta. Sì, sì. Ecco qua, prego. Oh, grazie, Ma perché grazie. piange? Allora, piange. Ma come vedi, a me piange, non capito. Dunque, lei deve sapere che piange perché la mia figliola è stata tanto malata. È stata tanto malata. E questa malattia le fece perdere la voce. Sì, ascolta. Apollonia, fai sentire al Signore quando eri muta come parlavi. Che? Insomma, quando eri muta parlavi? No. E allora fai sentire al Signore come parlavi quando eri muta. Si capisce tutto però, Ma poi è arrivato un grande miracolo e le è tornata la voce. Sì, e lei piange sempre. Sai perché? È perché lei, quando sente la sua voce, è così contenta che le viene da piangere. Però... mi viene da piangere. Sì, però il medico ha detto che è tutto normale. Ah, è tutto normale, meno male. Tutto normale. Bello. E beh, ma perché proprio sta piangendo così? E continua a piangere perché è felice. Ah, è felice. E lo vedo sempre davanti agli occhi. Il medico, vedi sempre il medico davanti agli occhi. Ma quale medico? Il Guglielmo!
Guglielmo, no, chi è sto Guglielmo? Cioè, dunque, il chirurgo che l'ha operato un nostro grande amico. Ho capito. Ma scusate, ma Mamma voi, mia, voi, che faticata. voi non siete di qua intorno? No, si vede, no, si sente anzi. Sì. Io sono di Assago. Lo conosci No, ma Assago? Azzano, vicino a Casoria. Siete voi che pronunciate male. No. Arazzano. No, Voi mi dispiace. avete la zeppola in bocca. Io non ho nessuna zeppola, magari. Affare. È lei che non sente bene, né? Io sono di Assago, mi sono di Milano. E la Madonna, Oh, lo no. dovevo capire subito. Ah. Vabbè, vengo subito, Ok. Cioè, ma Domenica che sta facendo, ne? Domenica io ti da cucina. Chi sta poca volta zuppana. Dov'è? No, che mi aiuta a fare di pizza. Poi no. Ma a te ti piace sta pizza? Insomma, mi muovo tutto. Oh, Apollonia, per favore, la devi smettere di piangere, sa? Non ce la faccio, ci penso e non ce la faccio. Madonna, tu stai piangendo da quando siamo partiti, sembri la Madonnia dolorata. Ma seppure Guglielmo è in questa città, come facciamo a trovarlo? È una città grande. Lo troviamo, stai tranquilla che lo troviamo, quel farabutto, devi avere solo pazienza. Cameriere! Pazienza, io sono incinta e più passa il tempo e più la pancia cresce. Madonna, la devi smettere di dire sempre le stesse cose, perché se tu tenevi la porta chiusa, tutto questo non sarebbe successo, né? Cameriere! Mi ha detto che mi voleva bene e che mi voleva sposare. E invece hai visto che cosa ha fatto? Ti ha messa incinta, ha fatto i cavoli suoi e poi se n'è andato. Degli uomini non bisogna mai fidarsi, sono fatti tutti della stessa pasta, ti capì? Cameriere! Vengo. Sì. Prego. Mi fatti una Coca-Cola. Le porti una Coca-Cola? Vicino, a biondo sei su, dai. Sei sussuto? E che sta facendo? Mo dove va? Secondo me va da domenica in cucina. Vai da cucina tu domenica, che va a fare? Va a fare l'Elena di Troia. Mannaggia morto, mannaggia, lo sapevo. Stai Sapevo che mi può poi succedere. Aiuto, tra solo. Stai. Aiuti in dolce. Non si passa niente. Ecco. Sta piangendo? Prego, una bella Coca-Cola. Ecco qua, prego. Cameriere. A me pure fa piangere la Coca-Cola. Cameriere. Scusate un attimo. Cameriere! Che c'è? Ecco poi, non lo sapevo che stava a gente, ma pensavo che stiamo sulla bionda di dolcezza. Come sei? Sta pizza non si può mangiare, E non e poi mangi mi qua, scusate, viene una cosa. Ma dite mangiare immediatamente, perché Caterina che fa? Prego, dicevate, la dolce non la torta annunziata, però un altro dolce, un tiramisù. Magari sa la mia figliola. Una pastiera. La mia figliola è vogliosa, lei è in attesa. Auguri. E beh, allora un po' di pastiera se la può mangiare. Magari le porti un dolce. Va bene, state Senta. problemi, Ma lei come si chiama? Io mi chiamo Domenico, ma in arte mi chiamano Mimio Mozzaiuolo, la fa bocca. Senta, signor Mimì, le volevo chiedere una cosa. Per caso lei conosce un certo Guglielmo Asti? Guglielmo Asti. Sì. No, di Asti conosco solo Asti Cinzano. Hai visto, mamma? È come trovare un ago nel bagnaio. Oh, Apollonia, ti ho detto che lo troviamo, aspetti. Tu ce l'hai la foto nella borsa, prendi la foto. Magari non si può mai sapere, sarà venuto qualche volta a mangiare la pizza. Viene tanta gente qua, figuratevi. Faglielo vedere, guardi.
È il mio fidanzato. Ma che È dici? Guglielmo. Ma che state dicendo? È il mio Chi sta fidanzato. dando Eugenio, il prete, il parroco del Oh, paese? mamma, sei fatto prete! Qua sta in borghese, ma è proprio No, lui. no, ma io penso che sarà un suo nuovo travestimento, ma qua Come prete. sarebbe travestimento? Eh sì, quello che ho detto. Cioè, questo è- Perché deve sapere che ad Assago, questo qua, faceva il veterinario. E a Firenze l'avvocato. Io guardate, perché me lo prego di vedere questo pezzo e me. Gesù, ma forse tiene qualche fratello gemello che fa l'avvocato e un veterinario, no? Che tiene un fratello che ad Assago fa il veterinario, un altro che a Firenze fa l'avvocato, 3 gemelli non ne sembrano un po' troppi, né? Effettivamente sono troppo, sì, però per me questo è proprio lui. No, senta, io lo devo trovare quest'uomo perché sono 6 mesi che lo stiamo cercando. Quest'uomo ha sedotto mia figlia, l'ha messa incinta e poi l'ha abbandonata, ti capisci? Allora mi dica, dove possiamo trovare, Guardate, diciamo, questo parroco? Siete capitati proprio bene, perché questo è il paese suo e fra poco sicuramente viene a mangiare qua. Allora va bene. Accomodatevi qua. Vuol dire che l'aspetteremo qua, quel farabutto, né? Sì, Hai visto che avevo ragione. Cose pazze. Ma è sicuro, sei proprio bravo. Papà! Hai visto? Te l'avevo detto che stava meglio. Ah, come mi fa piacere, mamma mia, è stato proprio bello. Mamma mia, Aveva ragione padre Eugenio, Aveva io l'ho ragione, sempre detto che ci vuole la fede, Antonio, l'ho sempre detto. Meno male, ma potremmo organizzare. Bene. Tra poco ve ne cava. Bello, così fissiamo anche la data per il Sì. matrimonio. Annaro, avete visto? Siete pigliati papà? Ma potremmo organizzare subito un altro matrimonio. Sì. Poco meno, Ma viene Eugenio, Ma che da unica? ci diamo la busta. Quale busta? È un regalo che lo dobbiamo fare, Andrea. No, padre Eugenio non accetta buste, dice sempre una piccola offerta nella cassetta dell'offertorio. Marina, che la chiavrà che c'è da rivista? No, vabbè, ma comunque un ringraziamento glielo dobbiamo fare, tutto quello che ha fatto per noi, viene qua. Ha fatto tanto per noi. Ma deve venire qua? Sì, viene qua, teniamo appuntamento, teniamo. Chi padre Eugenio? No, l'avvocato. Ha fatto prendere la causa di 20.000 euro, è stato trovato prima e hanno perso una causa. Ma si state per Ma sì, Marina, mangiamoci una bella pizza. Padre Eugenio, papà, così fissiamo la data per il matrimonio. Bene, mamma. Già parlo di una cosa. Dimmi, La sorpresa. fammi vedere. Io per lui. Fammi presto. Ci chiuso. A capo a 3. 1, 2, 3. Chi hai visto? Ogni Eugenio in borghese. No! Chi l'hai visto? Vieni con me! Ormai, Vieni con me! Non ce la faccio più. Modo fai le cose! Mia. Signora, la signora non è di Arzano, è di Assano. Assago! Assano. Questa è mia moglie. Piacere, molto lieta. Parla bene. Vista, è milanese. Piacere. Lei è la figlia questa qua. Buonasera, e quindi... Allora, ma volete dire chi è questo qua? Già ve l'ho detto, è il mio fidanzato. Ma ditelo a mia moglie. È il mio fidanzato, Guglielmo. Padre Eugenio è il vostro fidanzato? Sì, Oh mamma mia. Che poi dice sta cosa? Ma pure se è prete si spoglia perché mi deve sposare. Il figlio è suo. Oh mamma mia! Vuoi aspettare un figlio di un Padre Eugenio? Guglielmo. Oh mamma mia! Madonna, c'è chiesto ogni Eugenio aspetta un figlio. Ed è padre, però è padre. Allora, Sono capito non che- è Eugenio, non è padre, No. è padre! Ma facete capire? Voglio capire, ma chi è? È un truffatore! truffatore! E ci voleva fessere in 2000 euro! Ha messo i soldi e manda in casa! Scusate, sbaglio, la mia figliola non si sente bene. Come faccio? Come faccio che ci vuole fare il negoziatore? Pace bene a tutti, pace bene. Buongiorno!
Prego. Padre c'è, venite a qua. Facci il mambress, papà si è rapigliato, fissiamo sempre dalla loro matrimonio, capite a me? Certo, Che succede con papà e con mamma e fissiamo la data del andate pure. Padre Signora Rosa, allora. brava Leggeri, è simpatico mio Hai capito, Eugenio? Avete preparato tutto? abbiamo preparato tutto Ma vada che la prima pulite lo zato. no pulitamente Pulite la pizza. che gondola No, l'ho mangiata prima. No, non c'è bisogno. La busta. L'avete preparato? chi l'aveva trovato? L'avete preparato? Lo Spirito Santo, vi ricordate? chi l'aveva trovato? Ma già sputato E tu che ci fai qua? Aspetta un bambino. Pure i figli maschi. E tu il bambino? Mio! Sì, Guglielmo. Sono 6 mesi che ti stiamo cercando, approfittatori di donne timide e sole. Lo so. Ma che sei questo? Mamma mia, mi ero pure confessato. Silenzio un attimo! Qui c'è qualcuno che ci deve delle spiegazioni, su! dici Vabbè, avete ragione. Io non sono Don Eugenio. Ho rubato la lettera di trasferimento al vero parroco. Che la sta ancora aspettando. Avevo fatto il prete in un altro paese e mi era andata bene là. Mamma mia, io mi ero pure confessato. Una soluzione. Sì, perché Ma io volessi sapere una cosa. Ditemi. Sto Cicillo, Elena in confessione mi aveva detto che il figlio Alfredo si era innamorato di Maria, di vostra figlia, e io ho inventato il resto della storia. padre c'è qui hai una scrivere i film Montalbano no a fu brevito Però credetemi, non è come credete. Sarebbe stata l'ultima volta, e se il colpo fosse andato bene io sarei ritornato da te a Bologna. Certo, e se tu mi perdoni io ti sposo. Certo. Che avevo ragione io. Sentite, Michele, ho brevito, non è brevito, non si chiama Don Eugenio, si chiama Guglielmo. E mami si incinta una cliente da 3 mesi. Cazzo, e come si chiama sto film? Adesso su! Seguite di Io appena l'ho trovato lo fate anche arrestare. ma non mi preoccupate, quello un paio d'anni esce, se si comporta bene, 6 mesi ed esce fuori. 6 mesi? Sì, a così è, Italia così è. Io dice la signorina, quello dorme col codice penale con poco poco. Ci siamo tutti quanti. No, aspetti un attimo, va bene, lui deve andare in carcere perché deve scontare la sua pena. Però adesso si deve sposare prima la mia figliola. Devi capire? Ve lo chiedo per cortesia. Mica Si posso deve andare in prima carcere. sposare lei. Non posso andare in carcere, maresciallo. No, dopo. Vabbè, ma proprio perché mi devo sposare pure io? Voi faccio sto piacere. E mo andatevi a sposare in comune. sì, belle Tanto, ma adesso noi chi si sposa? non ti preoccupare che un prete vero lo troviamo e poi mamma e papà vi hanno fatto un bellissimo regalo, una bella crociera a costa in camera presidenziale con l'aria condizionale, un caviale, champagne, onire cassoscia. Grazie, mamma. Perciò che mi fa fare? Alfredo, non è per voi siete la gentile signora. Quando Avete ragione, dopo quello che mi è successo, uno come Alfredo è meglio che rimane scavo. voi Sì, guardate, se mi promettete che non vi sposate a fine, vi sposate a nata, vi faccio il testimone di noi. Veramente, non mi Vi regalo una bella crociera. Veramente, E dopo la grazie. Grazie un'altra volta. Dici? Ehi, Ma pare che il film è fornuto, ci volessi mai
Arrotiriamoci, arrotiriamoci, anche perché teniamo da fare. Oh, bene, che teniamo che fa nulla? Come che teniamo che fare? Avevamo a fare l'albero di Natale che parla. Oh, ma mi piace il presepe. E a me il presepe non mi piace, cos'è? Continua la guerra di Camorra a Napoli. Oggi, in un conflitto a fuoco con la polizia, sono stati uccisi il boss Catuorso, detto Cicillo, e suo figlio Alfredo. Per volere della vedova, per il boss e suo figlio, verrà celebrato un unico funerale. Daniela Marciano, Milena Spisso, Carmine Monda, Pino Coppola, Imma Giorgino, Teresa Castaldo, Anna Sepe che è venuta da Bologna per fare questa cosa, Sonia Bonifacio e Dragone, Francesco Dragone, che è il nostro piccolino. Lo vedete così, ma tiene ancora un ciucciottino in bocca perché è stata poco rispetto a noi, che è Antonio Giorgino che sono io.